Aperte a Rapallo le celebrazioni per Nostra Signora di Montallegro, l'invito del Vescovo, vivere la vita con decisione, sostenuti da Maria. Stamani il rito dell'intronizzazione dell'immagine mariana sulla cassa processionale. Ultimo giorno della novena dell'alba al Santuario Mariano di Montallegro a Rapallo, i giovani pellegrini sono saliti a piedi per pregare e vivere questa esperienza di comunione. Fate sentire il profumo della vostra bontà, è il messaggio di Monsignor Tanasini ai bambini presenti all'offerta dei fiori a Nostra Signora dell'Orto in cattedrale a Chiavari. Domani la tradizionale fiera del 2 luglio a Chiavari, alcuni banchi saranno spostati in via Trieste a causa del cantiere di Piazza Roma, lieve variazione sul percorso della processione. Rapallo, riaperta ai pedoni la soletta sul San Francesco, nei prossimi giorni terminato il collaudo, il lungomare riaprirà anche al traffico. Riusciremo entro la fine di luglio, è la previsione del sindaco Bagnasco. Seguire Gesù non ammette rimpianti, lo ha detto il pontefice all'Angelus. Essere discepoli del Maestro, ha spiegato Francesco, significa essere come lui, radicali e decisi e sempre in movimento. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. La diocesi rinnova il suo legame a Maria aprendo quest'oggi 3 giornate di festeggiamenti che vedranno Chiavari e Rapallo unite nella preghiera e nell'affidamento alla Vergine Maria. A Rapallo questa mattina alle 8 il vescovo di Chiavari ha presieduto il rito dell'intronizzazione dell'immagine mariana sull'arca argentea. A questo momento poi è seguita la Santa Messa. La sintesi nel servizio che segue. Decisione e intercessione, 2 parole per vivere al meglio questi giorni di festa. A pronunciarle il Vescovo questa mattina in Basilica aprendo le celebrazioni per Nostra Signora di Montallegro. Gesù dice, ricorda Monsignor Tanasini, non devi sapere dove vado ma vieni con me, ti porto dove è la necessità della tua vita. Guardare a Maria dunque per essere capaci di decisioni forti. Noi le esaltiamo la Vergine, noi la lodiamo, ma prendiamo decisioni di vita cristiana sempre rinnovata. Del seguire davvero il Signore Gesù e chiediamo a Maria la grazia di sostenerci in questo cammino. Riferendosi al Vangelo odierno, il Vescovo ricorda poi Abramo che sollecita la misericordia di Dio e ottiene molto. Intercessione dunque, con l'invito ad essere persone non soltanto preoccupate di se stesse, ma al servizio del mondo. Anche noi questi giorni viviamoli con un atteggiamento non soltanto di richiesta di grazia per noi, ma di intercessione per il mondo in cui viviamo. Per i nostri cari, sì, ma per tutti gli uomini. Chiediamo al Signore di essere misericordioso con tutti noi. Ha fatto riferimento al Vangelo di oggi, davvero ci ha chiesto di non sprecare le parole, di vivere fino in fondo questo momento di grazia per la nostra città, per le nostre comunità, perché è una festa poi di tante comunità. Prima della messa, Nostra Signora di Montallegro viene collocata sulla cassa argentea, mentre i fedeli si abbandonano allo sguardo materno di Maria. Ne affermiamo la grandezza, dice il Vescovo, la chiamiamo regina e davvero il nostro cuore batte per lei. Intanto al Santuario Mariano di Montallegro a Rapallo si è conclusa questa mattina la novena dell'alba. L'ultimo giorno, come la tradizione, è stato animato dai giovani di Rapallo che sono saliti al santuario con il pellegrinaggio a piedi. Noi eravamo presenti. Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Con la meditazione su questa espressione di Santa Elisabetta nella Visitazione si è conclusa la novena dell'alba al Santuario Mariano di Montallegro a Rapallo in preparazione alla solennità patronale mariana. A chiudere la novena con le riflessioni sulle beatitudini proposte dai vari sacerdoti, l'arciprete della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio che ha accompagnato come tradizione i giovani nel pellegrinaggio notturno da Rapallo al santuario. Fra loro una giovanissima pellegrina, Gaia, quasi 10 anni con la mamma. Non ti ha fatto paura svegliarti alle 2 di notte? C'è qualche desiderio per questa notte? Come te lo immagini questo pellegrinaggio? Bello. Quando si dice di generazione in generazione, ti accompagna tua mamma,
Che esperienza è per te in tutti questi anni il pellegrinaggio a Montallegro notturno? L'ultima notte, tutte le volte salire a piedi è sempre una bella emozione, ecco. Salire al buio, accompagnati dal silenzio. Lo facevi anche da piccola, suppongo. Sì, dai tempi della scuola, ecco. È bello condividerlo insieme a Gaia. C'è qualche intenzione particolare che muoverà il tuo cuore questa notte? Ma pensare alla famiglia, ecco. Quindi al nostro stare insieme. Ed è anche bello condividerlo per la prima volta con tua figlia. Certo, è vero, è una bella emozione. Un po' l'abitudine forse, la risposta un po' più di prima mano, diciamo alle 3 di notte che mi viene in mente, no, però è anche un legame che sento un po' con Montallegro e con la voglia ogni anno di onorare e di ringraziare la Madonna che ci pensa e ci protegge, diciamo. Secondo me mi piace sempre almeno fare questa passeggiata, questa camminata, per me vuol dire questo. Fa sempre molto piacere, ci tengo sempre a pregare per in famiglia, le persone che soffrono, che sono da sole, che non possono venire a piedi di loro sponte, diciamo, fino lassù. Fabio, con quale desiderio del cuore ti metti in cammino questa notte? Ma col desiderio anzitutto di arrivare in cima, perché comunque è una bella camminata e comunque penso che arrivare su alla fine con tutti i giovani pregando la Madonna sia un bel momento questo qui per la nostra comunità, per tutti noi, anche per i giovani. Comunque un atto di affidamento alla Madonna non fa mai male, quindi. Vediamo ora il programma delle celebrazioni in onore di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo. Domani nella Basilica dei Santi Gervasi e Protasio la Santa Messa delle 10 sarà presieduta dal Vescovo di Chiavari, Monsignor Roberto Tanasini. A mezzogiorno poi ci sarà la sparata del panegirico sul lungomare. Nel pomeriggio alle 18 ci sarà la Santa Messa nella Basilica di Rapallo che sarà presieduta dal Rettore di Montallegro, Don Gianluca Trovato. Al santuario invece di Montallegro domani mattina alle 10:30 la Santa Messa sarà presieduta dal Cardinale Arcivescovo Angelo Bagnasco. Lasciamo Rapallo, sono iniziate anche a Chiavari le celebrazioni in onore di Nostra Signora dell'Orto, patrona della diocesi. Questa mattina nella cattedrale l'offerta dei fiori a Maria Santissima da parte dei bambini. Presente Monsignor Tanasini che ha parlato del portare fiori come un modo per far sentire il profumo della propria bontà. Il servizio. Offrendo i fiori oggi noi vogliamo dire alla Madonna: ti voglio bene. Ti porto ciò che ho di bello, ma soprattutto ti farò sentire in questi giorni il profumo della mia bontà. L'offerta di fiori della Madonna è un modo per celebrarla e fare festa insieme. Lo ha detto il Vescovo Tanasini ai bambini presenti in cattedrale, sottolineando che non si tratta solamente di portare fiori, ma di offrire i propri cuori. Penso che sia un atto bellissimo portare i bambini, come ha detto il Vescovo, sono i fiori più belli, sono i bambini e quindi è giusto portarli e che rendano omaggio alla Madonna. Diciamo che è una tradizione, quindi il piacere della tradizione di portarla avanti. Sicuramente, come ha detto il Vescovo, i nostri bimbi sono molto belli e sono i fiori di questa festa, quindi mi sembra bello per loro e anche per noi adulti. Per prima cosa chiediamo la benedizione della Santa Vergine Maria, per noi chiavaresi è una tradizione. E poi anche perché sono costumanze, usanze radicatissime, credo, in noi chiavaresi e ci sentiamo come nonna protetti in certo qual modo. Una mano in più ed è una mano importante. Il Vescovo ha parlato comunque di portare il profumo della bontà, che se vogliamo è un messaggio che può valere sicuramente anche per i più grandi. Assolutamente sì, infatti credo che questo gesto serva sia ai bimbi ma anche a noi adulti, perché i bambini comunque ci continuano a guardare anche in questi gesti. In effetti nella vita di tutti i giorni è un pochino più complicato che non recarsi all'altare con un fiore simbolo di bellezza e di purezza, però dovrebbe essere un impegno che ci assumiamo responsabilmente per cercare di farlo con buona volontà. Prima di tutto aiutando gli altri e alle persone che hanno più bisogno e aiutarli in quello che si può. Purtroppo
a volte magari non pensiamo che ci sono delle persone che hanno più bisogno di noi e andiamo avanti, però invece bisogna pensarci e aiutarli. Uno sguardo ora alle celebrazioni in onore di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Questa sera alle 21 i primi vespri della solennità di Nostra Signora dell'Orto, che saranno presieduti dal Vescovo diocesano Monsignor Tanasini. Alle 23 avrà inizio il tempo di adorazione eucaristica. Domani, giorno dell'apparizione. Alle ore 6 le lodi e la celebrazione della Santa Messa. Poi le messe saranno celebrate alle 8:30, alle 10, alle 11:30. Le celebrazioni delle 6 e delle 10 saranno trasmesse in diretta televisiva su Telepace 1 al canale 15, così come alle ore 18 il pontificale presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Tanasini, Vescovo diocesano. Ricordiamo alle 21 il concerto lirico sinfonico in piazza Nostra Signora dell'Orto, organizzato dall'associazione Simon Boccanegra in collaborazione con il Comune di Chiavari. E scattano questa sera i divieti, sempre a Chiavari, in vista della tradizionale fiera del 2 luglio, con qualche novità. Alcuni banchi verranno spostati a causa del cantiere aperto in Piazza Roma, novità anche per quanto riguarda la processione del 3 di luglio, che sempre a causa del cantiere subirà una lieve variazione sul percorso. Abbiamo preparato un servizio, lo vediamo insieme. La novità principale di quest'anno è conseguente ai lavori in Piazza Roma. Cosa cambia? Cambia, ci sono due diciamo, spostamenti. Da via Rivarola per motivi di sicurezza togliamo i banchi come abbiamo già fatto per la fiera invernale e poi ci sono i lavori in Piazza Roma, c'è il cantiere, quindi parliamo di 51 banchi che vengono ricollocati tra Corso Dante fino a Piazza Cavour, che è comunque un braccio morto il giorno della fiera, quindi non facciamo grossi danni, e prendiamo via Trieste fino all'incrocio con via Tripoli, che resta libero però l'incrocio, quindi una ricollocazione abbastanza parziale, ma ci sarà una riassegnazione dei posti tra gli ambulanti a seconda del loro ordine di anzianità, di graduatoria, e diciamo da un punto di vista del traffico la novità è questa. Dal punto di vista dei divieti, i primi scattano alle 20 del giorno precedente. Sì, bisogna porre attenzione ai cartelli che sono messi, sono vari orari di inizio, comunque il mattino del 2 luglio deve essere tutto completamente libero. Poi l'altro evento di rilievo è la processione del 3, che comporterà una deviazione sempre a causa del cantiere in Piazza Roma, attraverserà un trattino di via Entella per poi tornare sul percorso solito da Piazza Matteotti. Anche in questo caso una deviazione che vedrà impegnata la Polizia Municipale per regolamentare al meglio anche lo svolgimento di questo evento. Sì, sulla processione c'è un tipo di vigilanza finalizzato alla circolazione stradale, e poi per motivi di sicurezza la testa e la coda della processione avranno dei veicoli nostri, e agli incroci si muoveranno veicoli nostri anche di polizia e carabinieri, in modo da garantire la massima sicurezza possibile. Durante lo spettacolo di fuochi artificiali, qui siamo alla sera del 3, il lungomare viene chiuso al traffico per consentire l'afflusso e il deflusso del pubblico in sicurezza anche quello. È stato consegnato ai consulenti degli indagati il video della Ferrometal, l'azienda di Campi che ha ripreso da vicino il crollo del ponte Morandi dello scorso 14 agosto. Le immagini sono state riprese da una telecamera di sicurezza dell'azienda Ferrometal. Il filmato era stato posto sotto sequestro nei giorni seguenti al crollo nell'ambito delle indagini dei finanzieri. Solo oggi è stato reso pubblico. Dai fotogrammi si vede la sommità della pila 9 che si stacca, e a quel punto l'intera struttura, impalcato, piloni e tiranti, si sarebbe girata su se stessa. Il crollo viene preceduto da una forte raffica di vento, mentre dopo si vedono alcuni lampi provocati con ogni probabilità da cavi della linea elettrica tranciati dai detriti. Secondo gli investigatori quel video sarebbe la prova regina che dimostra quale parte della struttura abbia ceduto, determinandone quindi il collasso. La storica ondata di calore che ha raggiunto il culmine nel corso weekend appena trascorso, con temperature vicine ai 40 gradi anche in Liguria, mostra i primi deboli ma graduali segni di cedimento in questo inizio di settimana. Lo confermano i previsori del centro meteo della Liguria. Dopo le notti con temperature lungo le riviere vicine ai 30 gradi, la notte appena trascorsa ha visto un primo calo, seppure in un contesto di caldo ancora afoso. Nei primi giorni della
della settimana l'ingresso di correnti più fresche a cavallo delle Alpi, oltre a determinare forti manifestazioni temporalesche su quei luoghi, avranno il merito di rimuovere decisamente la cappa di caldo afoso sul nord Italia, con temperature che tenderanno a riportarsi verso valori normali del periodo anche sulla nostra regione, a partire dalle zone interne e in montagna. I vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti la scorsa notte per soccorrere un 56enne caduto da una fascia per un'altezza di circa 5 metri. L'uomo era con amici presso la cappelletta Santa Croce di Pieve Ligure a bivaccare dopo un barbecue e non ha visto il dirupo. Fino alle 4 del mattino nessuno dei suoi compagni si è accorto della caduta. In seguito hanno chiamato i soccorsi. Giunti sul posto, il medico del 118 ha stabilizzato il paziente, che era cosciente, e intorno alle 8 l'elicottero della Capitaneria di Porto lo ha trasportato all'ospedale. Uno straniero di 31 anni, abitante a Chiavari, e un milanese di 26 sono stati denunciati dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. Fermati per un controllo a Santa Margherita Ligure, sono stati trovati alla guida della propria auto con un tasso di alcol nel sangue superiore al limite di legge. Nel contempo sono state sequestrate loro le patenti. E un genovese di 20 anni, gravato da pregiudizi di polizia, invece è stato denunciato per omissione di soccorso in concorso. La scorsa notte a Rapallo, il giovane alla guida della propria auto ha provocato un incidente nel quale è rimasto ferito un tassista di 25 anni. È ripartito questa mattina il servizio Tigullio Airport Shuttle di ATP, il collegamento quotidiano con bus e navetta dalla località del Levante verso l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, che sarà in funzione fino al 29 settembre. Introdotto lo scorso anno, il servizio per il 2019 viene riproposto e ampliato. Infatti ai 3 comuni del Tigullio occidentale, già serviti nel 2018, vale a dire Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo, da oggi si aggiungono anche Sessi Levante, Lavagna e Chiavari. Torniamo a Rapallo, la città si prepara a vivere le feste di Nostra Signora di Montallegro, ma è attenta anche al proseguio dei lavori nel centro. In particolare è aperta la soletta del San Francesco ai pedoni, ora si attende la riapertura del lungomare al traffico. Vediamo il servizio da Rapallo. Si torna a camminare sulla soletta del San Francesco. Dal fine settimana i pedoni possono transitare senza ostacoli lungo tutta la passeggiata a mare di Rapallo. Mercoledì sera inoltre la processione effettuerà il suo percorso tradizionale. In giornata operazioni in corso per posizionare le transenne. Nelle prossime settimane il lungomare dovrebbe riaprire anche al traffico. Sostanzialmente si può passare, si può transitare sul San Francesco, sulla nuova copertura. È venuto un lavoro fatto a regola d'arte molto piacevole anche dal punto di vista estetico. Ad oggi mancano le rifiniture. Sostanzialmente si può passare. Abbiamo fatto una corsa contro il tempo e già dall'altro ieri sera è aperto pedonalmente per la sua intierezza. Subito dopo le feste l'operazione di collaudo, quindi è tutta un'operazione tecnica, quindi una 15-20 giorni per l'apertura, quindi solo una questione tecnica di tempi sul collaudo. E se ad ottobre partirà un secondo lotto funzionale per il San Francesco, ora lo sguardo è puntato sul completamento del lungomare, gli ultimi lavori per cancellare, almeno dal punto di vista dell'immagine, il ricordo della mareggiata dello scorso anno. Al momento infatti le reti di protezione ostacolano la vista sul golfo rappallese a residenti e turisti. I lavori sono stati appaltati alla ditta Asfalti Piacenza 10 giorni fa, quindi hanno ordinato tutte quelle che sono le nuove balaustre, le nuove pietre di ornamento della nostra passeggiata, quindi per fine estate dovrebbe essere tutto a posto. Una conferenza della dottoressa Narita Canessa è uno spettacolo tenuto dal gruppo storico Rapallo. Così la comunità di Santa Maria del Campo ha vissuto una giornata nei pressi dei ruderi di San Tommaso, sito importante dal punto di vista culturale ma anche delle tradizioni, in quanto era il sito di sparo pirotecnico del quartiere. Un gruppo di subacquei volontari guidati dal recordman di apnea Gianluca Genoni e dal giornalista subacqueo Gianni Risso ha effettuato una pulizia straordinaria dei fondali di Santa Margherita Ligure. La zona di immersione è stata quella di paraggi in piena area marina protetta di Portofino. I nostri fondali, oltre a essere tra i più belli al mondo, sono anche molto puliti, ha raccontato Genoni all'arrivo in banchina Sant'Erasmo. Pochissima plastica è presente, mentre quello che si vede e si trova sono i resti della distruzione delle mareggiate dello scorso ottobre. A dare il saluto della città ai partecipanti è stato il vice sindaco Emanuele Cozio.
Si è svolta questa mattina a Lavagna, sulla terrazza di Palazzo Franzoni, la cerimonia di consegna delle bandiere blu 2019 agli stabilimenti balneari di Lavagna e Cavi. Consegnare i vessilli la vice sindaco Elisa Covacci insieme all'assessore all'ambiente Piazzi e all'assessore al commercio Bersaglio. 30 le realtà lavagnesi che potranno far sventolare la bandiera, sinonimo di qualità dei servizi e dell'ambiente marino. Un riconoscimento anche la cittadina del Tigullio, che può vantare da 27 anni a questa parte, assolutamente indispensabile per una città che vanta le spiagge più lunghe del Tigullio. Questo è il commento della vice sindaco di Lavagna. Il Comune di Lavagna ha predisposto le risorse necessarie per gli interventi di pulizia della città sino a fine anno, con un impegno maggiore nei periodi estivi. Il progetto prevede la pulizia dei sottoportici di Via Nuova Italia, di Via Cavour, di Galleria Cavour e di Via Dante e il mantenimento con lavaggio ad alta pressione le pedonali di Via Roma, Vico dei Lapicini, Vico del Borgo, Via Montebello e Via 20 Settembre. I lavori sono stati affidati alla cooperativa sociale Pellicano Verde. I lavaggi dei vicoli del centro saranno periodicamente eseguiti direttamente dal Comune con il proprio personale. I lavori si svolgeranno in orario notturno e termineranno entro le 8 del mattino in modo da non interferire con le normali attività cittadine. Seguire Gesù non ammette rimpianti, lo ha detto il pontefice all'Angelus. Essere discepoli del Maestro, ha spiegato Francesco, significa essere come lui radicali e decisi e sempre in movimento. Anche la Chiesa, che non sta sedentaria e tranquilla nel proprio recinto. Gesù vuole appassionati di lui e del Vangelo, una passione del cuore che si traduce in gesti concreti di prossimità, di vicinanza ai fratelli più bisognosi, di accoglienza e di cura, proprio come lui stesso ha vissuto. Sentiamo ora un passaggio del discorso del Santo Padre. L'Evangelista ci presenta oggi 3 personaggi, 3 casi di vocazione, potremmo dire, che mettono in luce quanto è richiesto a chi vuole seguire Gesù fino in fondo, totalmente. Il valore di queste 3 condizioni poste da Gesù, itineranza, prontezza e decisione, non sta in una serie di no detti a cose buone e importanti della vita. L'accento piuttosto va sull'oggettivo principale, diventare discepolo di Cristo, una scelta libera e consapevole, fatta per amore, per ricambiare la grazia inestimabile di Dio, e non fatta come un modo di promuovere se stessi. È triste questo. Guai a coloro che pensano di seguire Gesù per promuoversi, cioè per fare carriera, per sentirsi importanti o acquisire un posto di prestigio. Gesù vuole appassionati di Lui e del Vangelo, una passione del cuore che si traduce in gesti concreti di prossimità, di vicinanza ai fratelli più bisognosi, di accoglienza e di cura. Apertura straordinaria del Museo Diocesano di Chiavari in occasione delle feste di luglio. Gratuitamente si potrà anche richiedere la visita guidata. Negli ultimi anni diverse opere d'arte hanno arricchito le sale, contribuendo a rendere ancora più interessante i locali espositivi. Vediamo. Il museo è aperto lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 luglio a livello straordinario, dalle 10 a mezzogiorno. Poi, dopo le festività di luglio, tornerà sempre la classica apertura di domenica e di mercoledì sempre dalle 10 a mezzogiorno. Abbiamo piccole chicche da mostrarvi, da quadri, argenti, a statue, a tutto quello che desiderate poter conoscere, voler conoscere per questa giovane diocesi che in questi giorni festeggia nuovamente le feste patronali. Per chi fosse un po' meno, diciamo, affine all'arte, è possibile avere una guida? Non c'è nessun problema, in questi giorni la guida è straordinaria, non c'è nessuna prenotazione da fare, basta presentarsi possibilmente intorno alle 10 proprio per completare la visita senza alcun genere di problemi. La visita è gratuita, ovviamente è messa a disposizione, quindi
dovete soltanto presentarvi. Se volete anche in gruppo, tanti sono sempre ben accolti, insomma. E poi la guida è sempre presente su prenotazione al termine delle visite e delle festività di luglio. Quindi da domenica 7 luglio, se avete il desiderio, basta contattare la curia e vi verrà offerta proprio la visita straordinaria anche in giorni che preferite. E ora andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Martedì 2 luglio, in occasione della festa patronale di Nostra Signora dell'Orto, il Museo Archeologico di Chiavari apre al pubblico con orario 9:14. Ricordiamo il concerto lirico sinfonico in onore di Nostra Signora dell'Orto che si svolgerà alle 21:15 a cura dell'Associazione Culturale Simone Boccanegra. Sul palco, allestito in piazza Nostra Signora dell'Orto, l'orchestra Chiavari Classica e il coro Monteverdi diretti dal maestro Francesco Gardella. Torna al mercato agricolo in via Salvia, Sestri Levante, aperto dalle 9 alle 13. Presenti i produttori locali con i loro prodotti freschi e trasformati, dal miele all'olio e dai biscotti alle confetture. Si chiama Nassa, il progetto realizzato dai giovani e per i giovani di Sestri Levante. Alle 21 all'ex convento dell'Annunziata saranno predisposti diversi tavoli tematici dove confrontarsi su vari argomenti. Tutti possono partecipare. A Lavagna alle 21:30 nei giardini della Torre del Borgo l'Associazione Culturale Sant'Ambrogio in Musica propone un esperimento riuscito di Achille Campanile nell'ambito della rassegna a cura degli amici del Brunzin. L'Entella FS, superando 4-2 il Bari, ha vinto il campionato di quarta categoria. Il torneo riservato esclusivamente ad atleti con disabilità cognitiva relazionale. Il presidente Antonio Gozzi ha scritto una lettera per celebrare la squadra, ha sottolineato: non conta il risultato sportivo, ma il messaggio che ci hanno trasmesso con forza, semplicità ed entusiasmo. Hanno dimostrato di essere molto speciali, di saper abbattere la barriera dell'indifferenza, di saper credere fortemente in quei valori che da sempre sono alla base del nostro modo di fare calcio. In occasione della prima gara della squadra di Boscaglia a Chiavari, i protagonisti di questa ennesima impresa sfileranno in mezzo al campo per ricevere pure l'applauso di tutto il comunale chiavarese. La Virtus Entella Chiavari comunica che da oggi Nicola Benedetti assume il ruolo di segretario generale. La società ringrazia Andrea Mei e Loris Bolzoni per il lavoro svolto in questi anni con impegno, passione e professionalità, augurando ad entrambi le migliori fortune umane e professionali. Passiamo ora al Palio Remiero, secondo appuntamento per la 60ª edizione del Palio Marinaro del Tigullio, che ieri ha fatto tappa a Sestri Levante. Tanto pubblico nella Baia delle Favole, coi padroni di casa del Sestri hanno portato a casa il secondo successo di quest'anno sui gozzi in legno, battendo nell'ordine San Michele di Pagana, Rapallo, Chiavari e Lavagna. Vedete queste belle e suggestive immagini. Sui gozzi in vetroresina, con gare aperte anche ad armi provenienti da fuori Tigullio, tra i seniores maschili la vittoria è andata a Santa Margherita, tra gli juniores hanno primeggiato i genovesi dell'Urania, mentre fra le ragazze primo posto per Santa Margherita, fra i master affermazione del circolo pescatori dilettanti rapallesi. Domenica prossima il Palio tornerà a Sestri con l'organizzazione a cura della Lega Navale Italiana in collaborazione con la compagnia Remiera Lavagnese per la terza e ultima prova preliminare. Domenica 21 luglio invece ci sarà la chiusura a Chiavari con la rievocazione storica e la finale dei gozzi in legno. La registrazione integrale del Palio sarà proposta martedì sera alle 20:50 al canale 85 su Telepace 2. Accordo di collaborazione sportiva tra la Società del Villaggio del Ragazzi e l'Unione Sportiva Dilettantistica Cogornese, intera siglata tra i presidenti delle due realtà. Avrà durata di 5 anni e fra i vari punti prevede la possibilità per i ragazzi del villaggio di passare alla categoria juniores e per chi lo meriterà nella prima squadra della Cogornese che attualmente milita nel campionato di prima categoria. A unire le due società una stessa visione del compito educativo e dello sport. E questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Il prossimo appuntamento, come sempre, rinnovato domani alle ore 12:45 col TG13. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete. Arrivederci.